in collaborazione con Cari amici, cari amiche, eccoci qua per la Santa Pasqua del 2025. Armando, salutiamo i nostri amici e facciamo già inizialmente gli auguri di Santissima Pasqua. Tanti auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e alle persone più care che amate. Allora, cosa vuol dire? Ci vedete un po' in forma per preparare il piatto della Pasqua. Esatto, la ricetta della Pasqua. La ricetta della Pasqua. E perché ci sono qui io? Per dimostrare che dopo tanti anni vicino al fuoco, vicino al grande cuoco, al maestro Armando Zanotto, anche l'ultimo della terra riesce a fare un piatto buono e ve lo dimostreremo. Perfetto. Allora Armando, iniziamo col tagliare questo ben di Dio in una parte che prima va messa nel brodo e adesso lo mettiamo qui dentro al brodo perché il brodo deve essere vegetale. Certo. Brodo vegetale, un'altra parte intanto prepariamo anche l'olio e lo mettiamo accendiamo naturalmente e allora mettiamo l'olio Evo per fare il soffritto, un bel po' d'olio, perché l'olio è buono, chef, molto buono. Lo facciamo scaldare un po'. Nel frattempo prepariamo dei pezzettini da mettere a fare il fondo. Sì. No? Ecco. E li buttiamo dentro a soffriggere. Ecco, prepariamo il cipollotto. Tutto, sì. Vedi maestro, vedi? Vedi? No, vedo che hai ancora confidenza col coltello. Vedi. Cerchiamo di fare il più sottile possibile e il più veloce possibile perché la frittura avvenga in contemporanea. E qui ci siamo. Non credevo che avessi questa confidenza così col coltello. Sai una cosa, io vorrei mettere, e dimmi se faccio bene, anche una parte di questo Sì. a soffriggere. Sì. Che cos'è questo? Il porro. Il porro, bene. Allora, sai come si fa? Tu lo sai benissimo. Sì, bravo. Giusto? E poi, naturalmente voi a casa non guardate la velocità. No, per carità. E le dita devono sempre essere protette naturalmente dal coltello. E voilà, anche questa parte è fatta. Adesso Bene. mescoliamo. Sì. Prepariamo. Io Bravo. direi di aggiungere ancora un po' d'olio Sì. perché lo vogliamo saporito. Io direi che va bene il soffritto così, basta. No, io direi, cosa dici di lasciarlo andare ancora un attimo e poi mettiamo il riso, giusto? Metti subito. Va bene, e voilà il riso. E adesso fallo tostare bene. lo facciamo tostare bene. Bravo. Cari Vedo- amici, vedo cari che ti amiche, ricordi guardate. ancora. Non sei proprio di qualcosa, me. no, qualcosa mi ricordo. Cari amici, cari amiche, ci dispiace che non siate qui con noi oggi, però vi diamo la possibilità di preparare un piatto molto velocemente, È molto facile. molto facilmente, senza dopo che è tostato, Ma tu bagnato il vino. adesso
bagno col vino. Vai. Armando, adesso lo bagniamo Ok. con il vino delle manzane. Sì, generoso. Sarò generoso. Senti come frigge, senti. Sì, generoso. Ancora. Sarò con lei generoso. Vai. Asciugalo bene, fallo evaporare. Ecco che quindi tutto l'alcol se ne va. Quando sarà evaporato l'alcol, Se ne va. noi E rimani cominceremo- lieviti. Esatto. E noi allora aggiungeremo il brodo vegetale. Naturalmente abbiamo fatto anche le uova, E beh, certo. perché dopo aggiungeremo a tavola le Sì. uova, ci bravo. mangeremo anche le Anche uova. le uova. La Santa Pasqua. No, non deve mancare i uovi. Cosa dici, Bruno? Possiamo aggiungere il brodo. Hai messo una mano sul riso. Com'è? L'avevo già fatto, Caldo? è caldo. Vai! Vado. Basta. E adesso lo lascerei andare un momentino, no? Lo lasciamo andare per Lo lascio per almeno 25 minuti. 25 minuti. Ok? Direi anche un po' meno. Io farei 15, 20 minuti perché non ha di riso dove da San Rico del Dente. Certo, ma adesso noi andiamo a preparare le uova di là, intanto Sì. continuiamo a fare, poi vedremo la parte finale della preparazione del riso. Abbassa un po' la fiamma. Abbassa un po' la fiamma. Invece- Guarda che ha cambiato già faccia, ha cambiato tono. E poi, Senti il profumo, e basta poi la io- sua mano, maestro. e poi io voglio che esca questi amidi da questo risotto. Non come tanti che fai il risotto, gli amidi mi fanno soffocare gli amidi. L'amido è importante nel risotto. E lo sentiremo poi a Sì. tavola. Che cosa dici, Armando? Ma, Siamo quasi arrivati a buon sì, punto. sì, siamo arrivati. Il diciamo, colore è bello, l'odore è fantastico. Ci manca l'ultima parte, la mantecatura. la mantecatura. Che è una parte facile, ragazzi. Voi a casa potete farlo in qualsiasi momento, però attenzione, alla fine, quando il risotto è già ancora un pochino al dente, Sì. ma è già a buon punto. Allora incominciate. Io sarei, però Bruno, scusa, sarei pronto a spegnere i fornelli Io e fare spengo. la mantecazione. Io spengo e cominciamo a fare la mantecatura. Sì, e questo è il momento. Allora, Aggiungi, maestro, adesso io aggiungo un briciolo d'olio Evo. Comincio con la mantecatura con l'olio. Ecco, poi sai cosa voglio mettere? Adesso voglio mettere un pelino di burro, guarda. Un pelino di burro e lo mettiamo di quello burro. Ah, sì, burro qua questo. è un burro. No, che non crediate, ai fantasmi. Il burro fantasma, questo è il burro. Un altro pezzettino lo metterei. Sì, devi essere un po' generoso. Sì, bisogna essere generosi. Non è che poi la ave magari dice mi avete mangiato tutto il burro. No, è perché ghiotta lei di burro. Burro Sì. salato. Guarda che robetta, guarda. Hai spento Guarda. il fornello. Sì. Bene, e adesso ci va il formaggio. No, avevo spento il fornello. Ho spento il fornello. Il formaggio. Adesso ci va il formaggio e poi aspettatevi qualcosa di straordinario. Sì, ma mettilo subito il formaggio. Un momento, caro amico mio. Ecco, una bella grattatina di formaggio, parmigiano reggiano, di quello buono, giallo. A me piace. A me piace il grana, sai? Sì. E allora Vai al una morbin. giratina. Guarda che Metti roba. dentro. Guarda che roba. Andiamo a mettere quest'altra parte. Fantastica. Va bene così? Sì?
Sapete cos'è sta roba, ragazzi? Glielo diciamo Sì, cos'è. dai, bisogna dirlo. Vai Bruno, vai. Cosa abbiamo messo dentro? Sì. Prima il gorgonzola Gorgonzola con con il mascarpone. mascarpone, mascarpone. Voilà. Ecco, io lo lascerei riposare. Care ragazze, siamo quasi alla fine. Fra poco noi impiatteremo. Ci vediamo a tavola. Allora, caro amico mio, dobbiamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto Certo. per queste trasmissioni che abbiamo fatto insieme. Oggi è una giornata fantastica, siamo per il piatto di Pasqua. Dobbiamo ringraziare uno dei nostri sostenitori, sono le Cantine Manzane, e ci colleghiamo con la Anna. Ciao Armando, ciao Bruno, ciao a tutti. Con questo fantastico piatto io ci abbinerei un manzoni bianco, in particolare il sabbiato. Questo manzoni è davvero particolare perché viene affinato in tonneau, quindi scopriamo qui un manzoni bianco diverso dal solito, molto più complesso, che si sposa alla perfezione con questo piatto. La bellezza del sabbiato è che è anche non filtrato, quindi andrete a scoprire una nuova versione di questo vino. Ciao a tutti, ciao Bruno, ciao Armando e soprattutto, dato il periodo, buona Pasqua! Grazie Anna, tanti auguri anche a te, a voi e alla vostra famiglia e adesso parliamo un po' dei bibanesi. I bibanesi ci hanno accompagnato in questa avventura Casa Zanotto. In questo E percorso così in questo percorso. molto piacevole per scoprire, Bruno, le eccellenze che vengono nel nostro territorio. Certo, e questo era lo scopo Ecco. per queste trasmissioni. E pertanto, amici, vi auguriamo buona Pasqua. Noi incominciamo ad assaggiare il risotto e tantissimi auguri. Ciao, arrivederci. Ciao, auguri, tanti auguri. In collaborazione con